Un anno fa è iniziata l'aggressione di Putin all'Ucraina, si combatte su tutti i fronti e nessuno propone una trattativa di pace. La Grecia, che non è ancora uscita dalla crisi finanziaria, ospita più di 25.000 profughi ucraini, in gran parte donne e bambini. I rifugiati ucraini in Italia ufficialmente registrati sono più di 170.000, le speranze di chi con la guerra ha perso tutto. Il Sziget Festival, il raduno musicale più famoso d'Ungheria, ogni anno richiama migliaia di spettatori su un'isola del Danubio. Creature fantastiche, piante e fiori fluidi, farfalle di tutti i colori e volti femminili, il mondo dell'artista lettone Elita. Un anno fa, il 24 febbraio del 2022, la Russia di Vladimir Putin ha iniziato l'invasione dell'Ucraina. I paracadutisti russi avevano occupato l'aeroporto di Kiev, le colonne corazzate avanzavano verso la capitale ucraina, altre divisioni attaccavano Mariupol. Sembrava che l'Ucraina dovesse cedere da un momento all'altro, invece ha resistito. Ora la guerra infuria nuovamente a est, il Cremlino annuncia nuove azioni offensive, Zelensky ha ottenuto dall'Occidente le armi per difendersi, nessuno sembra cercare una tregua. La trattativa avviene soltanto quando i contendenti hanno la percezione che trattare in questo momento porterà dei vantaggi e delle possibilità rispetto a quello che potrebbe accadere in futuro. In questo momento invece prevalgono naturalmente tutte le cose che hanno diviso la Russia e l'Ucraina e prevale ancora il senso dell'Ucraina di aver subito una fortissima ingiustizia che non sarebbe sanata in qualche modo da una trattativa che non sia molto a loro vantaggio e naturalmente la Federazione Russa non è pronta ad andare a un tavolo in queste condizioni. A smuovere la situazione, in realtà, potrebbero essere soltanto Washington e Pechino. Fin quando le due potenze che potrebbero spingere Russia e l'Ucraina a trattare sono coinvolte in uno scontro fra di loro, come l'ultimo esempio è quello dei palloni e dell'abbattimento degli oggetti che volano, ma vi è anche una guerra economica, vi è anche il timore di Taiwan, tutto congiura per non riuscire a trovare un accordo. Fin quando quindi le potenze vere non premono sui contendenti per riuscire ad andare ad una trattativa, sarà veramente molto difficile che questa, dal punto di vista diplomatico, possa essere iniziata. E abbiamo già detto che dal punto di vista militare la vittoria sul campo è molto difficile e tutti, compreso il capo di Stato Maggiore americano, non considerano questa un'opzione possibile. Tutti aspettano le prossime mosse di Vladimir Putin, in tanti temono un attacco generale all'Ucraina. Vi è stato un segnale interessante da parte del portavoce quando ha dichiarato improvvisamente che per vincere la guerra e per controllare completamente il Donbass occorrono 1 anno e mezzo, 2 anni. Una strana dichiarazione per un paese in guerra. Questo significa che la Federazione Russa si sta aspettando qualcosa di diverso, un cambio degli interlocutori, un cambio del Presidente degli Stati Uniti, un cambio dell'atteggiamento della Cina oppure il logoramento totale e definitivo delle risorse ucraine. I prossimi mesi ce lo potranno dire, soprattutto se scatterà l'offensiva russa. Il segretario generale della NATO Stoltenberg ha dichiarato che l'Ucraina consuma più munizioni di quante l'Alleanza Atlantica sia in grado di produrne. È certamente, come dire, una linea parallela a quella tenuta dal portavoce di Putin. La Federazione Russa può aspettare 2 anni, l'Ucraina sta consumando molto e quindi ha necessità di proseguire con minore intensità la guerra. Può essere un preludio ad una negoziazione, può essere invece semplicemente una tattica diversiva e una disinformazione. La Russia, seguendo la dottrina del capo di Stato Maggiore, generale Gerasimov, vuole agire su tutto lo scacchiere mondiale. Mosca ha diffuso le immagini delle sue navi in navigazione in Atlantico. In Moldavia la presidente Maia Sandu ha denunciato un tentativo di golpe organizzato da forze filorusse. Il BND, il servizio di spionaggio tedesco, alcuni giorni dopo il terribile terremoto in Turchia e Siria, ha allertato le agenzie dei paesi NATO dei Balcani. Secondo il controspionaggio tedesco, sul web sarebbe in atto una campagna di disinformazione per sfruttare la disperazione degli sfollati.
alcuni milioni sono profughi dalla Siria, per indurli a risalire i Balcani fino in Germania, come già successo nel 2015. Persone prima colpite dalla guerra e poi dalla natura. Siamo scappati dalle bombe, non ne potevamo più. Attraverso la Crimea siamo passati dal territorio russo, poi Georgia e Turchia. Qui ad Atene avevo un cugino e l'abbiamo raggiunto. Olena è una dei 25.000 profughi ucraini arrivati in Grecia dall'inizio della guerra, che hanno ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo di 1 anno. È partita da Kherson insieme al marito, la figlia 17enne, la suocera e 3 gatte. I greci sono stati fantastici, ci hanno accolti magnificamente, ma questa non è casa nostra. Nel suo paese era una funzionaria statale, ad Atene è una delle volontarie di Opora, il centro che tende la mano ai suoi connazionali in fuga dalle atrocità. Qui ad Atene non esisteva una rete di solidarietà per i profughi. Siamo stati i primi ad organizzarci per aiutare chi arrivava. Assistiamo tra le 400 e le 500 famiglie al mese, dando loro vestiti, cibo, beni di prima necessità. Opora in ucraino significa sostegno. La stessa parola in greco significa frutto, inteso anche come dono della natura nella stagione del suo massimo rigoglio, il dono che si scambiano le persone arrivate qui dopo l'attacco russo, o poco prima, come Anna. Siamo partiti in fretta e furia da Kiev una settimana prima che tutto precipitasse. Stavamo troppo male e abbiamo preferito fuggire. Al nostro arrivo non avevamo nulla, eravamo disperati, avevamo finito i soldi, ma siamo stati ospitati da una famiglia greca finché non abbiamo trovato una sistemazione. В дивному стані, бо наш батько і всі наші родичі залишилися в Києві. A poche centinaia di metri da Piazza Sintagma c'è una piazzetta che è il luogo di ritrovo di varie comunità di immigrati. È lì che incontriamo Valentina e Larissa. Vengono entrambe da Mariupol, ma si sono conosciute qui ad Atene, dove hanno incrociato le loro strade di sofferenza e speranza. Il nostro incubo è iniziato il 24 febbraio. I primi spari, le prime bombe, eravamo terrorizzati. Mia figlia è stata ferita da una mina. I militari russi ci minacciavano fin dentro casa. Abbiamo resistito 1 mese, poi abbiamo lasciato Mariupol. A Mariupol ero infermiera, lavoravo in ospedale, ci portavano in continuazione feriti e cadaveri, ci spostavamo da una sala all'altra in ginocchio per evitare gli spari. I russi non ci lasciavano uscire dalla città, ma abbiamo trovato un modo per fuggire insieme a una squadra di dottori. E lì è cominciata la mia fuga che mi ha portato qui. Olena, Anna, Valentina, Larissa. Storie diverse, unite da un'origine comune, da paure condivise, da un dolore universale e da un unico desiderio. Qua stiamo bene, a Kherson cadono ancora le bombe, ma la nostra speranza è di tornare a casa. Зараз волонтери в Opora ci aiuta, faccio anch'io la volontaria, ma il nostro desiderio è tornare nella nostra patria. Vogliamo la pace, vogliamo la fine della guerra, vogliamo che i russi vadano via e Kherson torni Ucraina. Il nostro sogno è la pace. Ringraziamo la Grecia e il popolo greco per come ci ha accolti e per come ci aiuta, ma la nostra vita è a casa nostra. A 1 anno dall'inizio della guerra in Ucraina sono 170.000 le persone che hanno chiesto all'Italia un permesso di soggiorno per protezione temporanea. In grande maggioranza donne, oltre 60.000 i minori, persone che avevano una vita normale con una famiglia, una casa, un lavoro o una scuola e che hanno dovuto abbandonare tutto. Giulia, dove vivevi in Ucraina? Noi viviamo a regione di Kiev,
un piccolo paese, si chiama Belogorodka, vicino a Bucha. Quindi avete visto la guerra nella sua versione più brutale anche? Sì, questa è la mia esperienza privata e mi fa male. Poi l'orrore, l'indicibile. Giulia era una fotografa professionista abbastanza affermata, con un marito e 2 figli, ed è soprattutto per loro che decide di partire. Qui a Bari quando siete arrivati? Proprio a Bari di 4 giugno. Dell'anno scorso. Sì. E com'è stato l'inserimento, l'integrazione qua nella città di Bari? Per te e per i tuoi bambini, per i tuoi ragazzi? È molto difficile cominciare tutto di nuovo, ma senza amici, senza soldi, senza conoscere la lingua. Anche adattamento per i bambini erano molto complicato perché ai bambini mancavano famiglia, la casa, gli amici, loro erano chiusi in se stessi e ci è voluto molto tempo per iniziare a comunicare con gli altri. Ora, superate le difficoltà iniziali, Giulia è in prima linea nell'aiutare i profughi come lei, lavorando con ActionAid, con l'UNHCR, con il Comune di Bari al progetto Spazio Comune, un centro multiservizi per rifugiati e richiedenti asilo. Io voglio aiutare, essere utile, proprio voglio, e io sono contenta di essere in squadra di ActionAid, la nostra squadra composta di persone di talenti, competenti e molto interessati, e anche per me questa è un'opportunità per aiutare, essere utile, e io sinceramente credo che il progetto Spazio Comune aiuterà i rifugiati con i principali problemi e ostacoli, lavoro e alloggio. Ed è appena il caso di ricordare i nomi di alcuni rifugiati che hanno fatto la storia, da Dante a Rita Levi Montalcini ad Albert Einstein. Non tutte le persone rifugiati possono diventare Albert Einstein, ma ogni persona può vivere una vita piena. Questo è importante. Io credo che con supporto di paese, di comune, dello Stato, non diciamo adesso solo di Italia, diciamo di tutto il mondo, con supporto i rifugiati possono diventare delle risorse, sì. Molto importante anche favorire la partecipazione attiva dei rifugiati nel tessuto delle comunità locali. Qual è stato il grado di accoglienza e di integrazione in Italia nei confronti di questi rifugiati, in particolare di quelli ucraini giunti nell'ultimo anno? Ma è giusto ricordare sempre che l'Italia è un paese molto accogliente, è un paese che non si tira mai indietro, è un paese che cerca di sempre fare la sua parte. Ovviamente non è una questione facile, bisogna sicuramente strutturarla e dare appunto tutta una serie di servizi. Il passo più avanti è quello di trovare un modo di inserirsi nella nostra società, capirla e poi poterne contribuire. Il SIGET per me è lavoro, prima di tutto, ma anche è stato un maestro, perché io sostanzialmente sono nato lavorativamente con il SIGET Festival e quindi anche famiglia, perché la mia famiglia è metà ungherese e metà acquisita. Sorride un po' imbarazzato e non lo dice a microfono, ma le sue bimbe sono nate proprio grazie al SIGET, concepite in quest'isola fluviale situata in mezzo al Danubio, nel cuore di Budapest. È profondamente grato a questo festival musicale, il più grande d'Europa, Ettore Foliero, 48 anni, barese, organizzatore e responsabile della comunicazione in Italia dell'evento, che incontriamo nel quartier generale del festival in una giornata d'inverno. È venuto apposta da Bari per noi, qui a Budapest, la sua seconda casa ormai da 20 anni, da quando ragazzino era solo uno dei tanti spettatori, ne rimase folgorato e decise di lavorare per il festival, aiutando a portare qui il pubblico italiano, e ci è riuscito. 7 giorni non stop, 1000 spettacoli, concerti, DJ set, teatro, proiezioni, danza e arte circense, un turbinio di eventi che si ripetono ogni anno. La seconda settimana d'agosto, 500.000 gli spettatori.
Il Sziget è stato un festival subito molto partecipato, ovviamente conservava il fascino dell'Europa dell'Est, risorta dopo la caduta del muro nel 90, e quindi ebbe un grande slancio e ovviamente tutti gli artisti o i management tendevano un pochino a conquistare quello che era l'Est Europa, rimasto un po' all'oscuro, no, durante gli anni pre alla caduta del muro. Se al suo esordio nel 1993 il festival contava solo alcuni artisti locali, dall'anno seguente iniziarono ad arrivare i grandi nomi internazionali. Molti tecnici, rig, scaff, quelli che si arrampicano sostanzialmente, lavoravano in produzioni estere e erano molto bravi. I più vecchi ci raccontano che a volte loro non percepivano un cachet per il loro lavoro, però in cambio chiedevano un'esibizione del grande artista a Budapest. E negli anni si sono esibiti persino David Bowie, Foo Fighters, Green Day, Patti Smith, Iron Maiden, Chemical Brothers, tra gli italiani anche Jovanotti e Roy Paci. Quest'anno il festival soffia 30 candeline tonde tonde dal 10 al 15 agosto 2023, tra gli artisti attesi Billie Eilish, David Guetta, Florence Plus The Machine e Imagine Dragons. È un festival trasgressivo perché noi siamo spesso abituati ad essere un po' omologati, mentre quando entri nel Sziget puoi veramente lasciare tutto il resto fuori dall'isola, entrare e fare quello che vuoi senza, come dire, sconfinare nella libertà dell'altro. Però è un festival che dà libero arbitrio alla propria espressione personale. Ci stupisce che in un'Ungheria dal governo conservatore e populista un festival tanto trasgressivo sia comunque tollerato. We have the responsibility to Noi abbiamo la responsabilità di parlare di certi valori che non sono cambiati nel tempo. Promuoviamo una cultura antirazzista, contro l'omofobia, pro diritti umani. Dobbiamo mantenere alta la testa su questo. Non ci interessa chi sia il governo, noi non cambiamo idea, i nostri valori sono sempre gli stessi. Our values are the same. 30 anni di festival, unico stop i 2 anni di pandemia, quando l'evento è stato sospeso, ma fortunatamente già dal 2017 la proprietà è stata acquisita per il 70% da un grande gruppo americano, Providence Equity Partners, che ha confermato il personale tutto ungherese e sostenuto il festival nel momento più duro. We had very tough times in the Abbiamo avuto 2 anni davvero duri a causa della pandemia e avere una grande compagnia dietro di noi è stato vitale. E poi loro hanno un grande portfolio di festival in tutto il mondo e quindi siamo in collegamento tra noi. E soprattutto abbiamo imparato dagli altri come rimetterci in pista una volta che il periodo Covid era passato. And how they came back after the Covid period was over. Creature fantastiche, piante, fiori, fluidi, farfalle di tutti i colori, sguardi profondi di volti femminili che ti osservano e allo stesso tempo stanno lì per farsi contemplare nel loro fascino e nella loro eleganza. È il mondo immaginario di Elita, in cui ogni visitatore non può semplicemente entrare e cominciare ad osservare. È un vortice di colori che ti travolge non appena apri la porta della Galleria Putti nel centro di Riga. Un mondo fantastico, ma allo stesso tempo reale. È il mondo di Elita, quello che esiste perché è esattamente quello che vedi e quello che è. Only Now Exists, il titolo dello spazio d'arte. Questo è il mio mondo, io lo vedo così. Un mondo che ti costringe a guardarti intorno e a percepire l'energia, il tempo e il momento in cui tutto sta cambiando. Voglio che la gente si senta felice qui dentro. Mi piacerebbe che le persone trovassero ispirazione proprio in questo mondo. Elita Patmanis è un personaggio famoso in Lettonia, è figlia d'arte, dice che suo padre le ha insegnato ad apprezzare la bellezza mentre ha ereditato dalla madre, che era sarta, la passione per la moda. Elita finisce infatti l'Accademia delle Arti a Riga diventando fashion designer. I suoi capi vengono indossati da VIP e personaggi famosi del mondo dello spettacolo.
Non tutti possono vestire i miei capi, perché sono molto colorati ed eccentrici. Devo però precisare che hanno una forza speciale, quella di far sentire una donna sicura, determinata, energica e forte. La felicità e la bellezza si trovano nella vita di tutti i giorni, sostiene Elita con una voce timida che contrasta con l'energia della sua pittura, in cui si scopre la sua vera anima, anche un po' rock, ci ha spiegato. Un gioco di specchi in cui si riflettono anche le emozioni di chi entra in questo mondo fantastico. Gli occhi sono molto importanti e ognuno vede le cose a modo suo. Io la vita la vedo così. Mi rendo conto che con la routine quotidiana e la fretta di tutti i giorni questo possa risultare difficile e complicato. Ma proprio per questo ho creato questo spazio ideale in cui le persone possano rifugiarsi e ritrovare l'ispirazione. Vorrei essere una bella persona e provare a rendere questo mondo più bello e semplicemente vivere la vita fino in fondo. Entrare nel vortice dei colori di Elita è un viaggio nelle emozioni di Elita, dove, come ci ha spiegato, c'è tanta gratitudine per quello che ha e per quello che ognuno di noi ha. Il mondo che dipingo sembra fantastico, ma io sono una persona normale e terrena. Io non vivo in una fiaba, anche se credo che sia importante credere nei miracoli, perché solo credendo nei miracoli abbiamo la possibilità che questi possano avverarsi.